Di nuovo in diretta per andare, o meglio ritornare a Spresiano e raccontarvi con Lucio Zanato di un gatto davvero speciale. Eccolo qua che ci sta guardando con gli occhietti aperti, che si è già ambientato con i suoi fratellini. Per molti è già un super gatto perché è nato pieno di voglia di vivere. Poi qualcuno vorrebbe chiamarlo Eni, perché assomiglia allo storico marchio della compagnia simbolo dell'energia italiana. Ma cosa hanno in comune l'Ente Nazionale di Idrocarburi e questo piccolo felino? 6 gambe. Quelle disegnate a Milano nel 1952 da Luigi Brogini per la benzina italiana e quelle vere nate a Spresiano qualche settimana fa, giusto 70 anni dopo, e diventate simbolo della volontà di vivere. Già perché 2 zampette in più, secondo gli schemi di madre natura, avevano già reso questo gattino orfano, visto che la madre naturale l'ha rifiutato, ma non per gli umani dell'ENPA, che l'hanno invece accettato ed accudito sin dal primo momento. È andata che ci è stato portato questo piccolo gattino, aveva appena un paio di giorni, con delle malformazioni abbastanza evidenti, perché fondamentalmente ha 6 zampe, anche se 2 non sono ancora completamente separate, e ha una massa addominale che verosimilmente è un residuo di un fratello siamese che si è riassorbito durante la gravidanza. Adesso è da una settimana con una balia, con una gatta adottiva che fortunatamente è stata trovata sempre dall'ENPA, ed è una gatta che ha partorito alcuni piccoli esattamente lo stesso giorno in cui è nato lui. Lo ha accettato benissimo, è bravissima, mangia, cresce, fa i suoi bisogni. Sì, per ora diciamo che tutto sta andando per il meglio, vista la situazione di partenza che ovviamente non era proprio rosea. In realtà non si sa ancora se Eni si svilupperà con 6 zampe o se ci sarà bisogno di un intervento per separarlo dal gemello siamese. Ed è in fondo questa la grande sfida che lo aspetta, per una storia, se ci pensiamo bene, carica di significati. Il primo, visto che è stato accettato da una nuova mamma gatta e dai suoi fratellini, è che la diversità non è divisione. Ma forse il più importante è che non esiste handicap se c'è la volontà di vivere. Ecco perché Eni è già un simbolo per tutti noi, con la certezza che se Enrico Mattei fosse ancora in vita l'avrebbe adottato subito come esempio di energia vitale. Lui che, oltre mezzo secolo fa, in quel cane a 6 zampe, aveva visto, dopo la devastazione di una guerra perduta, la rinascita dell'Italia. Si chiama Arte in Strada ed è l'iniziativa che ha animato oggi la domenica nel cuore di Treviso tra musica ed esposizioni. Si tratta della prima edizione, protagonisti assoluti i ragazzi del liceo artistico statale con le loro creazioni tra via Santa Caterina, piazzetta Mario Botter, via Santa Chiara e la Galleria dell'Artistico. L'evento ha visto anche il patrocinio della città di Treviso. È una iniziativa che permette di conoscere l'arte dei nostri giovani bravi. Ha scritto sui social Mario Conte, non solo sculture, dipinti e fotografie, video artistici e quant'altro, ma lungo via Santa Chiara è stato allestito anche uno spazio con pannelli dove chiunque ha potuto dipingere. Quindi una domenica a pomeriggio all'insegna della creatività, quella di Treviso. E a grande richiesta questa sera in prima serata su Antenna 3, sulla nostra emittente, la replica del processo Avecia che si è tenuto sabato scorso a Treviso. Ce lo avete chiesto in tanti, davvero in tanti, quindi ve lo riproponiamo con tutto il suo carico di allegria, satira e tradizione. Lo special condotto dalla nostra Lina Paronetto sarà quindi trasmesso a partire dalle 21:15 qui su Antenna 3. Ed è davvero tutto anche per questa edizione. Non ho particolari aggiornamenti nemmeno per quanto riguarda la notizia che vi ho dato della carovana bloccata sul confine con l'Ucraina. C'è anche un italo-ucraino residente nel Trevigiano che è stato bloccato dalle forze ucraine perché l'uomo è in età militare e deve rimanere sul suolo ucraino. Vi ho già detto e vi confermo che è stata attivata l'unità di crisi da parte della Farnesina. È davvero tutto, ci sono le previsioni del tempo. Buona domenica sera. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.
Benvenuti al Meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che la pressione atmosferica è in aumento e lunedì 4 aprile sarà asciutto e stabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto prevale il bel tempo e anche il sole. La giornata sarà caratterizzata infatti da un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. A tratti alcune precipitazioni nevose attorno a quota 600-800 metri. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra i 12 e i 14 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, ampio soleggiamento anche qui, cielo poco nuvoloso con qualche addensamento, ma in genere innocuo. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, un po' di nubi al mattino, poi si diraderanno sulla maggior parte delle vallate e sarà via via più soleggiato. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.